Bentrovati ad Amici Amici, il programma che mostra l'amicizia vera o finta tra bergamaschi e bresciani. Il popolo orobico conosce la leonessa d'Italia e viceversa. I protagonisti di oggi sono due calciatori. Con loro andiamo a pizzicare le corde della storica rivalità calcistica tra Atalanta e Brescia. Da una parte Pablo Rodríguez Delgado, spagnolo ed attuale attaccante del Brescia, mentre sotto vedete Rasmus Winter Højlund, danese, attaccante della Dea, dell'Atalanta. Speriamo di non incontrare tifosi troppo passionali, Brescia e perché, Bergamo e Brescia, che bellezza che ne sei. Nuova puntata qui a Bergamo, in Piazza Vecchia, con Bergamaschi Doc, vero? Bergamaschi Doc, 100%. Sì, da cosa lo capiamo che siete bergamaschi? Dovevamo avere proprio la certezza. Perché siamo in Piazza Vecchia. Vabbè, allora questo va bene, ma magari un turista che arriva. No, bergamaschi in Piazza Vecchia. I nomi li lasciamo perdere perché altrimenti perdiamo troppo tempo. E chi se ne intende di calcio? Chi è questo signore? È bresciano, cioè non è bresciano, però ha a che fare con la città di Brescia. Lui non è bresciano. Questo proprio non lo conosco. E questo è un ragazzetto che corre avanti e indietro nel campo, un centrocampista attaccante del Brescia Calcio, Delgado. Mi dispiace. Che tu segui? Seguo solo quelli dell'Atalanta, mi dispiace. Solo l'Atalanta, Pablo Rodríguez Delgado. Non è sportivo, è proprio atalantino, è diverso. Sì, sei molto talentino. Molto, molto. Cosa diciamo agli amici bresciani calcisticamente parlando? Li aspettiamo in Serie A, te lo auguro proprio. Questa è cattiva, No, davvero? Sì, era molto... Ma perché? Ci manca il derby. Ma perché manca il derby? Cosa ti piace di più del derby Atalanta-Brescia? Ma no, dai, ci vuole. Nel senso sportivo è bene ritrovarsi, nel senso sportivo però, E voi avete figli? Sì. E se un giorno figlio o figlia sposasse un bresciano o una bresciana? Non è lì il problema, assolutamente. Va benissimo. Va bene, mandiamo un saluto allora ai bresciani. Colleghi bresciani simpaticissimi, andiamo d'accordissimi, poi ci prendiamo in giro per Bergamo-Brescia, però... Mandiamo un saluto ai bresciani allora, dai. Ciao Brescia. Venite a trovare. Cugini bresciani. Andiamo a Brescia. Siamo tornati a Brescia, qui in questo bel giardinetto di Corso Magenta, quindi in centro, con Elena e Arianna, vero? Siete di Brescia, bresciane? Sì. Benissimo, sentite ragazze, ora vi mostro l'immagine di un bel giuinotte dall'aitante fisico scolpito, che è un calciatore. Lo sapreste riconoscere? È cioè non è bergamasco, ha a che fare con Bergamo. La maglia la riconoscete? Sì, dell'Atalanta. L'Atalanta, voi sapete di chi è? No. Højlund, Rasmus, questo è l'attaccante dell'Atalanta. Sta attenti che bergamaschi se non si... Ci lapidano. Se vengono a sapere che voi non riconoscete il loro attaccante Rasmus Winter Højlund. Vabbè. Senti, ma tu cominceresti con un bergamasco? Non fa differenze. Ovviamente si scherza. Sono più belli ragazzi, bresciani o bergamaschi? Ma guarda che lei c'ha la risposta. Nessuna distinzione. Io in casa ho una mamma bergamasca e un papà bresciano, quindi... Molto bella sua mamma. È bella pure la figliola, quindi il frutto del loro amore è splendido. Mamma è bresciana e papà... Mamma bergamasca e papà bresciano. Mamma bergamasca e papà bresciano. Oddio, ma allora tu sei l'esempio vivente che la tregua, la pace in famiglia ci può stare. Senti, ma tu visiterai Bergamo in occasione, già la conosci, l'hai visitata? Che cosa conosci della città di Bergamo? Di nome niente, devo essere sincera. Però sì, la conosco, ci sono tornata qualche volta. Cioè, avrai occasione di visitarla in questo anno della cultura, va bene? Ma è meglio Brescia o Bergamo secondo te? Di fare amici di persone. Vabbè, penso Brescia è molto carina. Oh, brava, vabbè, campanilista. Patriottica. Chiudiamo allora con un saluto agli amici bergamaschi in dialetto bresciano o in italiano, come preferite? Io non so in dialetto. Parliamo in italiano, lo ascoltiamo i bergamaschi. Ciao bergamaschi. Arrivederci, alla prossima.